protagonista del 2019 è il film di Ficarra e Picone. Sinceramente l'ho visto pure io, ragazzi, è un bel film e a parte che è già campione di incassi, vale la pena guardarlo. Quindi io l'ho visto e devo dire che è molto sfizioso. In effetti, stesso gli autori hanno fatto un tweet, diciamo, ringraziando tutti quelli che sono andati a guardarlo. È diventato il primo film italiano del 2019 per incasso e numero di spettatori. Quindi diciamo che a parte ci sono altri film che, come Pinocchio e Jumanji sul podio, diciamo, con il primo Natale. Per a dire la verità, i due che mi sono più piaciuti in effetti è il primo Natale di Figaro e Picone e Pinocchio, quello di Roberto Benigni. Quindi diciamo sono due film che vale la pena vedere. Io ho visto tutte e due, però quello che più mi è piaciuto è stato quello di Figaro e Picone, cioè ho fatto un viaggio ai tempi di Gesù. In effetti è stata sta cosa molto, diciamo, bella perché questo Salvo, in effetti, che diciamo ladro di oggetti, ha preso il bambinello e cominciato a scappare. Quindi Don Valentino, questo prete che giustamente stava facendo il presepe, ha dato la corsa, diciamo, a Ficarra e quindi sono andati diciamo, nell'anno zero. Ciao Amelia, buonasera. E da qui, diciamo, hanno vissuto, diciamo, la cosa come è stata vissuta, diciamo, all'epoca di Gesù. Quindi hanno cercato giustamente Giuseppe e Maria, la mangiatoia, il bue, l'asinello. Quindi, diciamo, è stato un bel film, davvero bello sotto, diciamo, sotto tutti i punti di vista. Quindi diciamo che è stato un viaggio nel tempo davvero bello, un film comico che fa riflettere, però è fatto davvero bene. Quindi poi alla fine, giustamente, la fine ha diciamo, un risvolto molto positivo. Quindi non vi dico com'è, se no non ci sta sfizio. Quindi io dico che secondo me il miglior film per Natale, perché quest'anno mi sa che il cinepanettone nessuno l'ha fatto, anche se devo dire la verità avrei preferito Massimo Boldi e Christian De Sica, perlomeno per i miei gusti, eh. Però anche diciamo questi due, diciamo Ficarra e Picone, diciamo se la so cavate abbastanza bene, quindi il film diciamo è andato fortissimo, anche Pinocchio non è da meno, però se devo scegliere in effetti preferisco più questo qua, diciamo, quello di Primo Natale. Sì, sì, Amelia, sì, è bello, è sfizioso, proprio Pinocchio pure, sì, sì, però mi piace più il primo, la verità. Poi ci sono pure gli altri film, diciamo, c'è Jumanji, ci sta Star Wars, però stanno già, Jumanji sta al quarto posto, al quinto posto sta Star Wars, diciamo che, diciamo, al quinto posto la Dea della Fortuna, quindi diciamo che questo è quello che ha incassato molto di più in tutta Italia, quindi e ancora che la gente lo va a vedere, quindi è segno che è piaciuto in effetti, quindi diciamo che è un'avventura, diciamo, indietro nel tempo, dove Ficarra e Picone sono i protagonisti, diciamo, cercano Gesù e Maria dove stanno perché Erode sta cercando di uccidere tutti i primogeniti, allora cercano, salvano tutti i primogeniti perché fanno prima di Erode, cioè è un po' cambiato rispetto a come sappiamo la storia noi, quindi salvano tutti i primogeniti perché giustamente non sapendo Gesù chi è, sappiamo bene la storia, allora Erode disse di uccidere tutti i primogeniti, Ficarra e Picone invece qua fanno salvare tutti i primogeniti perché fanno, avvertono a tutta la popolazione di scappare con i primogeniti, quindi diciamo un film davvero bello da vedere, quindi sì, sì, è un po' cambiato, non è come diciamo la storia ci ha insegnato, quindi in effetti è bello, è anche comico perché è già la scena che più mi è piaciuta è quando diciamo Ficarra si prende questo bambino Gesù che è Don Valentino che sarebbe Picone, doveva mettere nel presepe.
scappa in una foresta e questa foresta lo porta all'anno zero. E Picone, giustamente, per dalla corsa lui si ritrova pure lui nell'anno zero. Quando arrivano a Betlemme, dice: Ma quanto è grande sto presepe che hai fatto? Cioè, già lì ti muori dal ridere. Cioè, quando entrano a Betlemme, giustamente dice: Ma sto presepe, quando l'hai fatto grande? Cioè, non si rende conto che sta nell'anno zero, lui si pensa che ne sta nel presepe che ha, diciamo, fatto Don Valentino, il prete che sarebbe poi Picone, quindi già qua incominciamo a ridere, in effetti, perché già la faccia di Salvo, no? Che dice: ma sto presepe quando l'hai fatto grande? Ma possibile? Ma quanto ci hai messo? Quindi già qui incominciano, diciamo, le risate. Dice: Vedi, per rubare un bambinello come è successo a me, ma chi me lo doveva dire? Perché lui è un ladro di oggetti sacri. Allora, quindi, quando ha saputo che questo prete stava facendo, diciamo, questa cosa, presepe vivente, con questo bambino antico che ha detto in TV stesso che costava una barca di soldi, subito lui ha approfittato per andare a rubarlo. Solo che è stato beccato da Picone e Picone gli ha dato la corsa e si sono ritrovati in questo bosco e poi alla fine sono arrivati nell'anno zero. Come sono arrivati lì a Betlemme, giustamente il ladro ha detto: "Oh, ma quando l'hai fatto grande sto presepe?" Allora diciamo che la scena è davvero comica. Non vi dico tutto il film perché se qualcuno poi non l'ha visto dice: giusto, giudice tutto quanto il film, se no dopo che ci andiamo a vedere. Comunque, diciamo, è bello da vedere, quindi diciamo è diverso dalla storia, però è bellissimo la verità. Sì, sì, ti dico è sfizioso, è fatto bene, quindi è comico, però allo stesso tempo fa riflettere, diciamo che è tutte e due le cose, in effetti è versione comica, però poi alla fine fanno delle ottime azioni, quindi ciao Carla, buonasera. Quindi diciamo che tutte e due hanno fatto una in effetti è costato molto questo film, eh. Pensate che è costato 11 milioni di euro è costato, eh. Quindi non è che non è costato nulla, quindi scenografia, Betlemme, sono tutti posti reali poi, eh. Quindi è stato girato lì, quindi sono stati spesi i soldi, però lì stanno, secondo me già li avranno presi, quindi diciamo che già stanno rientrando i soldini che sono usciti, quindi è il primo film del 2019 per incasso e numero di spettatori, quindi secondo me già sono entrati. Sì, pensate che è uscito il 12 dicembre e già sta a quasi 8 milioni di euro, quindi in 2 settimane già ad 8 milioni di euro, quindi penso che già ha terminato di incassare quello che hanno speso, quindi adesso sarà tutto, come si dice, guadagno. Quindi loro anche sul loro sito, su Twitter, hanno twittato: Ieri il nostro film con 166.641 spettatori è stato il film più visto in Italia, diventando il primo film italiano del 2019 per incasso e numero di spettatori. Non potevamo sognare un Natale più bello di questo. Grazie a tutti. Quindi anche loro sul Twitter ringraziano tutti, diciamo, con la scritta, con la loro foto e sta è record. Quindi se andate su Twitter vedete Ficato e Picone e vedete che il Twitter che ho letto io. Quindi diciamo che quell'altro film Pinocchio, però Pinocchio anche fatto bene, mi è piaciuto, però sapete che cos'è? Che ogni volta Pinocchio l'abbiamo visto centinaia di volte in modi diversi, quindi attori diversi, forse per questo non mi ha colpito. Jumanji comunque già l'hanno fatto in tante volte così, con gli Star Wars oramai è sempre ripetitivo, quindi diciamo che perciò forse mi è piaciuto questo qua che ha fatto vedere questo Ficarra e Picone con questo il primo Natale, cioè che un fatto storico che diciamo è un film che non avevano mai fatto al cinema. Difatti gli horror è come fare il film degli horror con i demoni, gira e gira il primo Natale, quello di Ficarra e Picone, ma ho visto pure Pinocchio. Però ti dico la verità, a me è piaciuto molto il primo Natale di Ficarra e Picone. Ti dico la verità, se non l'avete visto, ragazzi, andateci perché davvero è sfizioso. Quindi
a parte le risate, ma è anche, diciamo, istruttivo sì, perché in effetti racconta come sono andate le cose, quindi anche chi non sa la storia la imparerà in modo diverso, ma la impara, diciamo. Quindi loro lo fanno in modo. Erode voleva uccidere tutti i primogeniti e loro invece lo evitano. Quindi in effetti si invertono un po' le situazioni. Quindi poi riescono a scappare invece che si apre il Mar Rosso, qui scarpano con la barca. Quindi è un po' diversa la situazione, però secondo me vale la pena vederlo, guardate. Secondo me è il film, diciamo, del 2019, anche se, ripeto, avrei preferito Massimo Boldi e Christian De Sico. Sì, sì, quella cosa è divertente, ma anche significativa, e quella è la cosa che ha colpito di più del film, questo qui. Quindi, Pinocchio, sì, l'ho detto, però a finale gira gira, comunque stiamo sempre là, Pinocchio sempre questo pezzo di legno, la fatina, è sempre la stessa storia, cambia il personaggio, cambiano gli attori, però la storia ragazzi è sempre la stessa, invece questa qua, auguri pure a te, lo sanno, è molto diversa, eh sì, è la solita favola, al finale tutti sappiamo la favola di Pinocchio, cambiano gli attori, cambiano le comparse, cambiano le cose, ma la storia è la stessa. Invece questo qua non si era mai fatto il primo Natale che raccontava in modo comico, diciamo, il primo Natale. Mi è piaciuto anche la scena quando in effetti Giuseppe sta aspettando, in effetti loro trovano una coppia e non domandano neanche se sono Giuseppe e Maria, sono invece altre persone e loro stanno in questa culla e dicono vabbè, non ti preoccupare, quello poi fino a 30 anni si comporterà bene, dice. Poi dopo i 30 anni incominciano a sorgere i problemi. E questo dice che succede? Incomincerà a moltiplicare i pani, camminerà sulle acque, dice poi, e quello dice, e poi la cosa più che ammiro di te è che tu sai che non è tuo figlio. Tu ti immagini la faccia che fa, come non è mio figlio fa quello? Lo sanno tutti qua, che adesso fai finta di non saperlo. Lo sanno tutti che non è tuo figlio. Solo che fortunatamente non sono Giuseppe e Maria, ma sono altre due persone, quindi è una scena comica davvero, giustamente. Poi si scusano, di scusate, ma non si... Ma Giuseppe, ma lo vuoi capire che non è tuo figlio? E il signore dice, ma io non sono Giuseppe. E lei non è Maria. Allora si rendono conto di aver sbagliato, si rendono conto di aver sbagliato per i due personaggi che non sono Giuseppe e Maria, in effetti. Poi trovano il vero Giuseppe e Maria, però Giuseppe non ha la barba. E dice Giuseppe, ma tu un po' di barba te la devi far crescere. Io come faccio a sapere che è Giuseppe tu? Quindi, diciamo, San Giuseppe non aveva la barba, in effetti. Quindi non era come è stato scritto nella Bibbia, in effetti. Allora, perciò, giustamente, Ficata dice, ma come, non hai la barba? Dice, fatela crescere sta barba, uno come fa a sapere che sei Giuseppe? Quindi, è sfizioso, ragazzi, guardate, vale la pena di andarlo a guardare, quindi io mi sono divertito, me lo sono visto già una volta, ma credo che come riuscirò a vederlo pure in streaming lo guarderò di nuovo perché mi è piaciuto veramente. Sì, 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 sono a Striscia la Notizia, poi sono siciliani. No, no, a me piacciono la verità, anche su YouTube a volte vado a vedere la sera, Ficarra e Piconi, gli sketch che fanno. No, è sfizioso comunque, sono due attori che sinceramente, ripeto, avrei preferito Massimo Boldi e Christian De Sica da sempre, quindi sono un appassionato decina panettone, però purtroppo non hanno fatto, sì, non hanno fatto nessun film quest'anno, quindi a parte che si sono bisticciati, che non si è capito il motivo, ma a quanto pare che sia una cosa della moglie di Christian De Sica con Massimo Boldi, più o meno le voci sono così, poi la verità la sanno solo loro, quindi però hanno rotto un giocattolo davvero miliardario perché lì avevano sempre il massimo e poi tutte e due insieme sono una forza della natura, quindi sia Boldi che Christian De Sica sono due, se le metti insieme sono,
veramente è un film che, parliamoci chiaro, Natale sul Nilo, Natale qua, Natale a Cortina d'Ampezzo 1990. Diciamo che tutti i film che hanno fatto hanno avuto tutti successo, non c'è stato uno che a Natale non abbia vinto, diciamo, il campione di incassi. Però purtroppo a volte non tutte le amicizie durano in eterno. Tipo, l'amicizia che più conosco che è stata eterna, in effetti, è stata solo di Bud Spencer e Terence Hill. In effetti, pure i due attori hanno detto che non hanno mai litigato, quindi non c'è stato mai nessun litigio fra tutti e due. Anche loro, i film di Bud Spencer e Terence Hill qui a Sud sono molto visti. Quindi diciamo che in effetti sono sempre le coppie che poi certe coppie rimangono, certe coppie no. Quindi la coppia Massimo Boldi e Cristiano De Sica purtroppo è andata a finire male. Hanno fatto altri film con altri attori, pure sono andati bene, però se avrebbero unito le forze con quegli attori che avevano tipo intorno a loro, avrebbero fatto molto molto, avrebbero vinto sempre ogni Natale. Vabbè ragazzi, vi auguro buona serata, quindi se volete andare a vedere un film davvero fatto bene, andate a vedere il primo Natale, non è per pubblicità, non è perché proprio perché è fatto bene. Poi se volete andare a vedere Pinocchio, guardatelo pure, però ragazzi, la favola è la stessa, cambia l'attore, la favola è quella, quindi è inutile vedere una cosa che vediamo Jumanji, ad esempio, la stessa Star Wars, e stiamo sempre là, Jumanji, e facciamo? Guardiamo sempre repliche, in effetti. Questo qua è diverso dagli altri, in effetti le altre potranno essere anche continuazioni, ad esempio, no? Però Star Wars, ragazzi, l'abbiamo visto in tutte le minestre. Jumanji altrettanto. Quindi l'unico film decente, diciamo, perlomeno che risulta fino adesso è questo qui, il primo Natale. Fa riflettere, è educativo ed è comico, quindi diciamo che tutte queste tre cose fanno sì che un film sia buono e poi fanno pure ridere, quindi a parte educativo, istruttivo, vale la pena andare al cinema a guardarli. Io come esce su streaming lo riguarderò di nuovo perché lo voglio rivedere per il sfizio. Quindi l'ho visto adesso al cinema, poi quando uscirà in streaming sicuramente lo riguardo perché, ripeto, a me mi è piaciuto molto. Quindi io quando un film mi piace sono capace di vederlo pure 3-4 volte, pure i film di paura che adoro. Io l'esorcista l'avrò visto 700-800 volte secondo me, se non di più. Quindi diciamo che da quando è uscito l'esorcista, ma l'ho visto tante volte che ho perso il conto, quindi lo rivedo volentieri perché mi piace, che ne so, The Omen, la saga diciamo, del bambino. Diciamo che tutte le cose, i film di paura, li ho visti secondo me 3, 4, 5 volte minimo. Te Nun, adesso l'ultima volta che hanno fatto il film della monaca che era posseduta, pure l'ho visto già 5-6 volte. Quindi diciamo quando un film mi piace me lo vedo pure 3-4 volte tranquillamente. Quindi sono fatto così, una cosa adesso come trovo streaming e trovo Ficarra e Piconi, il primo Natale lo vedo subito. Vabbè ragazzi, vi auguro buona serata, quindi andate a vederlo e non ve ne pentirete. Sì, quello sì fa paura, sì, sì, lo so. Te non fa paura, sì, in effetti sì. Quindi lì stanno in Romania, in un convento dove tutte le suore eh, purtroppo si devono uccidere perché sennò verranno impossedute dal demone. E quindi questa abbazia viene abbandonata da tutti e poi arriva il Vaticano a indagare come al solito e mandano un prete e una ragazza che deve diventare suora. Quindi diciamo è una storia horror pure bella questa, però è un altro genere, diciamo, questo fa paura davvero. Vabbè, vi auguro buona serata ragazzi, quindi se volete andate a vederlo perché poi mi direte Giuseppe, tenevi ragione. Quindi ciao a tutti ragazzi e ci sentiamo dopo semmai.